Una location senza blasoni, lontana dal turismo di massa, ma che di turismo vive pur nelle mille difficoltà quotidiane della montagna. Siamo a Coi di Val di Zoldo ed è qui che a 1500 metri di quota in queste settimane è risuonato il ciak della serie prodotta per la TV austriaca e tedesca Snow, un mystery thriller ambientato ai piedi di Sua Maestà il Pelmo e della Civetta. E questa è una produzione sostenuta con il fondo di produzione della Regione del Veneto, che abbiamo assistito fin dall'inizio, abbiamo seguita la produzione esecutiva di Mestiere Cinema, Società di Venezia, e è molto bello scoprire questa valle. Veneto Film Commission ha supportato la produzione e per il primo anno vede l'applicazione del protocollo Green, il disciplinare della regione sullo smaltimento dei rifiuti e del consumo dell'energia che ha adottato. La serie è un thriller che si sviluppa attorno al tema del cambiamento climatico che sta ritirando i ghiacciai. Da uno di questi, che sovrasta un villaggio di montagna, riaffiora un cadavere e con esso vecchi segreti e nuovi desideri. Per Veneto Film Commission l'occasione di ribadire l'importanza di inserire in un territorio così fragile, indebolito da vaia, frane e strade bloccate, quale quello della Val di Zoldo, una produzione cinematografica che può aiutare a crescere. Abbiamo visto che c'è un interesse generale molto diffuso, sia dall'Italia che dall'estero. Infatti ai bandi poi partecipano sempre in tantissimi, no? Per poi ottenere i finanziamenti. Bisogna avere dei requisiti, bisogna che la produzione venga in Veneto, si appoggi a manovalanza veneta, ad attori veneti, insomma deve essere tutto molto regionalizzato e questo consente a chi ha tutte le carte in regola di partecipare e di vincere. La serie, prodotta da Primary Fiction e X Film Production in coproduzione con Beta Film e la produzione esecutiva di Mestiere Cinema per la Val di Zoldo, apre prospettive interessanti. Spesso riceviamo richieste di questo genere, fa piacere, vuol dire che il territorio è valorizzato e chi viene qui si rende conto che è un set a cielo aperto.